Va ora in onda Grafologia con Renato Pasqualotti. Impara a conoscerti dalla tua scrittura. Un buongiorno a tutti i radioascoltatori, a tutti i telespettatori di Veneto Grob Radio Conegliano. Renato Pasqualotti, il grafologo. Oggi ritorno a voi con una figura di un pittore straordinario che tutti conoscono sicuramente. Si tratta di Pablo Picasso. Picasso, nato il 25 ottobre del 1881, è stato il primogenito e molto amato, molto seguito dalla madre, figlio di un pittore spagnolo, che lo ha seguito nella sua preparazione artistica. Si dice che Pablo Picasso fosse ritenuto morto immediatamente dopo la nascita. È stato solo il fratello del padre a insistere per riportarlo, se così possiamo dire, alla vita. E qui, secondo me, è un po' il punto di partenza e il segreto di questa grande vitalità che ha avuto questo pittore, che è morto 92enne, e che tutti noi conosciamo appunto per questa grande vitalità, sia dal punto di vista artistico che anche dal punto di vista umano. Già giovanissimo, a 15 anni, ha potuto partecipare, dopo un corso molto breve di pittura, a un concorso dove ha portato una rappresentazione molto grande per i suoi anni di una prima comunione. È stato fatto un po' con l'aiuto del padre, questo grande quadro molto classico. Dobbiamo pensare alla Spagna, a Velázquez, a tutti i grandi classici dell'epoca. Siamo sul finire dell'Ottocento. Visto il talento del padre, da parte di questo figliolo così esuberante ma così talentuoso, ha fatto sì che il padre lo iscrivesse ad altri corsi di pittura. Ecco quindi a Barcellona un corso di figura, un corso di nudo, e già aveva delle tecniche tutte particolari ed molto mature. Tutti noi ricordiamo l'immagine di Pablo Picasso soprattutto per il suo sguardo, quel suo sguardo magnetico, questi occhi molto scuri, molto contornati e definiti, che poi ritroveremo anche nelle sue rappresentazioni, soprattutto nel periodo del cubismo. Più che soffermarmi sulla pittura di questo artista, vorrei insieme cercare dalla scrittura, che sono riuscito ad avere, una scrittura degli anni '20, quindi quando Pablo Picasso era un quarantenne, per cercare di trovare attraverso la lettura di questi segni della scrittura, quindi con l'aiuto della grafologia, trovare il temperamento, il carattere, per poi trasportarlo anche nella pittura, per vedere che tipo di collegamento ci possa essere. In questa comunicazione, in questa lettera, firmata da Olga e da Pablo, siamo negli anni '20, quindi vediamo un Picasso sposato con Olga e dopo aver già avuto altre amanti, e ne avrà ancora, avrà altre mogli, quindi un carattere molto esuberante, un carattere molto passionale, un carattere molto forte, molto energico. Proviamo soltanto a immaginare quante sono state le sue opere di pittura, di scultura. Tutto il materiale passava sotto le sue mani e diventava un'opera d'arte. Nel 1904 lui conosce Fernando Olivier e nel 1907 noi troviamo il primo grande quadro di pittura moderna che è Le Demoiselles d'Avignon. Questo quadro possiamo ritenerlo sicuramente il primo grande quadro di pittura moderna. Siamo nel cubismo, è stato a contatto con Braque, e troviamo appunto qui nello sguardo di queste demoiselles, che erano delle prostitute se vogliamo, in una casa di tolleranza, troviamo
questa incisività, quello sguardo che appunto lo caratterizzava. Ma ritornando alla sua scrittura, che cosa possiamo evidenziare? Allora, ci sono dei segni molto forti di grande energia che nella grafologia morettiana definiamo intozzata primo modo. Quindi segno che definisce un'energia fisica, e questo sicuramente in Picasso noi lo troviamo anche dal punto di vista fisico. Pensate soltanto alla sua laboriosità, alla sua versatilità, al fatto di essersi occupato di scultura, oltre che essere stato un ceramista, oltre ad aver fatto dei quadri enormi dal punto di vista anche quindi con sforzo fisico. Quindi grande energia, intozzata primo modo. Il segno alle volte è reciso, siamo in un contesto poi anche di disordine, di confusione, però questo disordine e questa confusione comunque sono sempre contenuti in uno spazio ben preciso, quindi sotto tutto questo c'è metodo. Perché Picasso aveva imparato l'accademia, quindi lo studio, le figure, i rapporti, le proporzioni, era un bravissimo allievo, ma a un certo punto voleva superare questa accademia. Il padre gli ha lasciato tavolozze e colori perché aveva capito che il figlio l'aveva sicuramente superato e poteva fare ancora molta strada. E così infatti è avvenuto. Quindi troviamo sicuramente l'affetto della madre, l'attenzione per la preparazione artistica del padre, sono stati delle colonne portanti per fare in modo, oltre all'energia fisica che aveva lui, che gli ha permesso quindi di sopravvivere a questo episodio dei primi giorni di vita, lo ha fatto diventare il genio dell'arte contemporanea. Ritorniamo alla scrittura. La scrittura io la vedo come delle fiamme, quindi delle piccole fiamme di energia che esplodono verso l'esterno. La scrittura è leggermente inclinata, quindi con il segno pendente. Vuol dire andare verso l'altro, essere intraprendente ed avere grande capacità assimilativa. Ricordiamo che negli anni di Parigi, quindi attorno ai 20-25 anni, Pablo Picasso ha studiato particolarmente Vincent van Gogh e Toulouse-Lautrec. La sua pittura, da triste, cupa, pittura rivolta nei primi anni della sua adolescenza soprattutto alle persone più povere, più indigenti, agli zingari, diventa poi un'esplosione di colore a contatto con il post-impressionismo francese, appunto dell'inizio del Novecento. Quindi energia, quindi passionalità. Che cosa possiamo dire attorno al temperamento? Per il temperamento dal punto di vista ippocratico sicuramente possiamo definire Pablo Picasso un sanguigno proprio per questa energia, questa esplosione, questa voglia di intraprendere, di occuparsi del mondo. La sua pittura era soprattutto rivolta al corpo, all'immagine, al volto. Non si è occupato come gli impressionisti francesi della natura o dei campi di grano di Papavero, era la persona che lo interessava particolarmente, il carattere, lo sguardo. L'ha smembrata poi con gli anni, utilizzando appunto il cubismo, cioè quell'attenzione di rappresentare la figura non frontalmente o di profilo, ma contemporaneamente in tante versioni, da tenerle appunto unite con questa tecnica che era stata iniziata da Braque, portata avanti da Picasso dopo lo studio particolare delle sculture, delle maschere africane. Se dal punto di vista ippocratico parliamo di sanguigno, secondo Jung, secondo la funzione junghiana, troviamo sicuramente il sentimento estroverso. Lo troviamo nell'attenzione che lui ha avuto inizialmente alle persone più indigenti, lo troviamo poi nella sua grande passionalità per le donne, ha avute molto amanti, la sua figura con il suo sguardo magnetico era sicuramente un grande punto di riferimento nel periodo bohemien francese.
ha avuto come amanti prostitute, modelle, si è sposato diverse volte, ha avuto diversi figli, non tutti riconosciuti da lui. Quindi grande sentimento, grande sentimentalità. Lo troviamo dal tratto così pastoso, da questo movimento che dall'interno esplode verso l'esterno, in un movimento quindi di grande estroversione, che appoggia questa funzione e che gli è di aiuto del sentimento estroverso, e poi l'intuizione. Sicuramente Picasso è stato un intuitivo, ha capito che l'arte doveva essere rivoluzionata, non potevamo più restare nell'arte accademica o di pura rappresentazione come abbiamo avuto nell'impressionismo. Voleva rivoluzionare tutto e lo ha fatto con grande genialità, partendo però da una preparazione tipicamente accademica. Ha lavorato su tutto, ha lavorato sulla creta, ha lavorato sul marmo, ha lavorato sul collage, sulla pittura d'olio, sulla rappresentazione anche di grandi specchiere, di grandi vetrate. Era una persona completamente libera ed energica. Dal punto di vista poi sempre caratterologico, se noi andiamo a trovare Le Sen, famoso filosofo francese che ha studiato la caratterologia, potremmo definire ancora una volta, per questa genialità, per questa intraprendenza e per questa forza, il pittore come un collerico. Emotivo, quindi questa molla che serve a sprigionare questa energia con l'attività, lo troviamo dei segni particolarmente intensi, lo troviamo poi dentro gli istinti quando andiamo a vedere queste lettere che sotto il rigo si ripiegano verso sinistra, quindi vanno a ricercare l'origine della passionalità. C'è forza, abbiamo detto, c'è energia e c'è primarietà, cioè vuol dire che tutto ciò che passa attraverso questa forte emotività, questa energia, questa attività, si rappresenta in un modo immediato, quindi una ricerca così fulminea, immediata di agire, rimane sul piano quindi della primarietà, secondo il filosofo Le Sen. È stato un amante particolare, se era attento alle donne, lo era però in un modo forse alle volte un po' sadico. Cercava soprattutto di avere dalle donne l'ispirazione, ma sicuramente le maltrattava, le sfruttava, se così vogliamo dire. Non era un amante sensibile. Lo troviamo questo nella scrittura per la propria angolosità, per la propria impazienza che non permetteva quindi al sentimento, come persona, di avere quella cura, quell'attenzione nei confronti della donna. Che cosa possiamo dire quindi per concludere di questo artista? Che c'è coerenza in questa energia, che abbiamo trovato che il pittore ha avuto l'aiuto dei genitori, dalla madre per l'affetto, dal padre per la tecnica, la preparazione artistica. Grande forza, il fatto di essere sopravvissuto, quindi una componente biliosa molto accentuata, che gli ha consentito di portare avanti questa sua arte fino all'età di 92 anni. Infatti, Pablo Picasso è morto nel 1973. Età avanzata, come abbiamo visto precedentemente, in Michelangelo e in Tiziano. Con questo io lascio i radioascoltatori, i telespettatori, Renato Pasqualotti, da Radio Conegliano, Veneto Globe. Avete ascoltato Grafologia, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.